sono questioni inaccettabili che afferiscono alla libertà e alla sicurezza delle persone, a partire dalle nostre figlie, dei nostri figli. E quindi su questo non si può transigere, bisogna avere la mano dura, bisogna intervenire con forza. I ragazzi che compiono atti di questo tipo, e spesso le baby gang sono anche femminili, peraltro non solamente maschili, devono sapere che ci sarà una risposta secca e che pagheranno le conseguenze dei loro atti. Dopodiché certamente c'è tutta una serie di altri interventi, ma il primo passo è una risposta dura, omogenea da parte di tutti. Anche il senatore veneziano Ferrazzi concorda con una linea dura da adottare per punire i giovanissimi, che soprattutto negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di episodi di vandalismo e violenza, da Peschiera del Garda con i fatti del 2 giugno alle baby gang nuovamente protagoniste a Jesolo. Motivo per cui il sindaco Zoggia ha chiesto da subito maggiori forze dell'ordine in campo, invece che da metà luglio, ma è uscito sconfortato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi oggi. La richiesta al prefetto Zappalorto è di almeno 100 uomini in più, ma non sarà così. Sembra infatti che arriveranno a Jesolo almeno 10 carabinieri con finanzieri e con un numero ancora non precisato di agenti di polizia, ma che, ha ribadito Zoggia, arriveranno tardi e senza conoscere la città. Con questi numeri, dice, controllare il territorio diventa impossibile, anche col presidio fisso della polizia locale nei punti nevralgici.